Pietre bianche di laguna, come questa gente, allora ci vengo, Mollo la grande muraglia della tangenziale, prendo il ponte per la libertà. Si chiama più o meno così. Dietro Mestre, di fianco Marghera, davanti Campari. Venezia, dal ponte si legge Campari. Hollywood si legge Hollywood. Venezia, Campari. Ma loro hanno scelto prima. Mi metto a guidare su quel ponte, 110, 120 mi sorpassano, 140, 160, ma dove vai? Tra 1 chilometro è finito il ponte, è finito il mondo, niente, fino all'ultimo metro 160. Alla fine hai 3 corsie, preferenziale, sinistra, destra, se vai a destra è Tronchetto. L'isola nuovissima, la 118esima isola di Laguna, un'isola di macchine. Cosa serve un'isola di macchine in mezzo alla laguna? È un miraggio? Ma no, serve a mettere a suo agio il foresto. Ma scusa, uno può aver visto tutti i documentari del mondo su Venezia, quando arriva qua la prima volta, chi gli spiega che tutto questo, come stasera, non è un giro in giostra per lui? Chi gli dà le istruzioni per l'uso di questa città difficile che come smonta dalla macchina gli manca la terra sotto i piedi? Chi gli dà le istruzioni al Tronchetto? Ma è lui, la maschera, al centro della corsia di sorpasso, blocca e dirige il traffico. Alt, mocassino nero, pantalone nero, cintura alta, vita bassa, camisa bianca, verta fin qua, villoso, brizzolato, bronzato, età indefinita, 35-70. Medagliere olimpico al collo, specialità imprecisate, ma solo oro. Cappello bianco, autorevole, sa? Sul cappello può essere scritto o Murano Glass o Hilton. E non c'è l'Hilton a Venezia, ma cosa importa? Ma qual è la città che ti mette il portiere d'albergo sulla porta di casa? Abusivi li chiamano in città, domanda in giro, gli abusivi, se una piaga, gli abusivi se una spiaga, perché battono foresti. Battono dalla mattina presto i foresti, un colpo e via, sa 4 parole d'ogni lingua. Amore, are you English? No, campagne. Amore, et vous français? No, campagne. Deutsch, kannst mir. Sanno che coi tedeschi bisogna ordinare da subito. Così i tedeschi ubbidisce, se trovano il pollo lo spennano vivo. È un branco di squaletti che circonda la città, domanda in giro, gli abusivi, se una piaga. Come fosse meglio le bancarelle che sommerge i monumenti, i ristoranti a prezzo fisso che raddoppia al momento di pagare il conto, un colpo e via, finché galleggia un colpo e via dal Tronchetto! E andiamo al Piazzale Roma, l'altro ingresso di città. È una roba che gira il Piazzale Roma, tutto che gira. Le corsie preferenziali indistinguibili per terra, autobus, pedoni, tutto che gira. Ti fermi un attimo per capire qualcosa, arriva il Ghepi, il vigile, multa, via riparti, tutto che gira. Ti fermi un altro colpo, arriva un carro attrezzi, capito. Finché giri non te fa niente. Come te fermi, sassina. Ma il pellegrino, il turista che è là per capirci qualcosa, che fa? Bussa, parcheggio ACI, socio ACI, no, allora ciccia. Bussa al Touring, socio Touring, no, allora ciccia. E bussa al San Marco. 3 cose chiami San Marco in questa città. Una basilica pirata col frutto delle rapine di tutto il Mediterraneo, un ferry boat per il Lido ma dirottabile a scelta sulla piazza e il campanile, e aspetta che il meglio viene in fondo, e un silos macchine sotto la scritta Campari, con dentro il parco auto più vecchio del mondo con meno chilometri a macchina. Ci trovi dentro ma seminuove, Lancia Appia, Flavia, Flaminia, Aurelia, Cinzia, modello unico, vernice e olio originai, le Alfa Sud Vive, Fiat 500, 600, 124, 25, 26, 27, 28, Sport, Rally, Coupé, le Duna. Le uniche dune non soffiate via dal vento sono là dentro, caro. I maggiolini, i maggioloni, le Scorpio, tutte le bestie del mondo, le Skoda. Aspetta, la prima Skoda vecchio tipo all'estero, dove l'hanno venduta? Venezia. E la Cecoslovacchia intera fece, vai, è una. E raddoppiarono la produzione, Poiretti. Le Mini Minor, sai, le giardinette, quelle rifinite in legno nella parte posteriore, che viene fatte a mano negli squari veneziani dai maestri d'ascia, quelli che fa una gondola, una mini minor, una gondola, una mini minor, una gondola, una mini minor, e poi le tien vive col flatting.
trasparente, uno spessore così di colore trasparente sulla carrozzeria, come sulle barche. E d'altra parte a Venezia alle macchine usi la stessa cura che alle barche. La batteria la cavi a settembre, la rimetti a giugno. Quando la usi la macchina a Venezia? Il sabato, la domenica, per le audaci escursioni in terraferma verso il Pordoi. Mai visto. Alle prime rampe sofferenti, freccia a destra, fuori al tavolin, fuori le cadreghe, sul bordo d'asfalto a respirare le marce basse. Se ridi, non era facile per loro, per voi, nati e cresciuti con l'abitudine marina dei motori a manego. Il motore marino esige manego, a 7 anni, ho tenuto un 50 Mercury a manego, El Johnson a manego, Levin Rude a manego. Non ha mezze misure il motore marino, sempre a manego. Così, passando in terraferma, i primi anni della motorizzazione di massa, ma li sentivi subito arrivare sulle strade che si dipanano oltre il ponte, questi motori allegri, sostenuti, targati no veloci, diciamo in balà. Non potendone più, dopo alcuni anni, in località Mogliano Veneto, a 10 chilometri dal ponte, comparve quel cartello bianco. Metti a seconda.